Angelo Bontempelli è la prova che la vita può riservare sorprese incredibili. Dopo un'esistenza passata nel settore metalmeccanico, 12 anni da sindacalista, poi nel sanitario, a 70 anni diventa imprenditore. Progetta un dilatatore nasale come rimedio per non russare, con un semplice filo d'acciaio armonico modellato con una candela. Ho trovato in un negozio di modellistica a Firenze, ho comprato delle verghe di vari spessori per trovare qual era lo spessore giusto che desse una spinta ma non che provocasse lacerazioni essendo troppo forte, e l'ho modellato. Una caduta da piccolo, i tanti interventi al setto nasale, Angelo continua a dormire male, così un giorno inizia a lavorarci. Dopo 2 anni e 8 prototipi nasce per l'aria. Riutilizzabile, senza volumi di ingombro e ottenere lo stesso effetto senza dover spendere continuamente. Per l'aria è il nome di una cavalletta, però è stato scelto per l'assonanza del nome con la funzione che dovrebbe avere il dispositivo. Anna Maria, la moglie, 50 anni di matrimonio a febbraio, è la sua spalla e, come lui ama definirla, il suo direttore tecnico. È andato giù in garage e ho visto che in dialetto trafegava con i ferri. Poi ha fatto questo nasello, questo aggeggio all'inizio chiamato così e niente, l'ha cominciato a usare tutte le sere e sinceramente, cara signorina, non ho più un trattore di fianco. La signora mi ha sorvegliato e osservato e ha registrato. Dall'invenzione al business il passo è breve. Con il supporto del figlio tornato dal Messico arrivano la confezione, la brochure, il packaging. Il dispositivo potrebbe essere presto venduto anche su Amazon. L'eco della notizia dell'Archimede di Vedelago si è già sparsa e pare che stiano arrivando a fiotti gli ordinativi. Siamo diventati imprenditori ma non abbiamo ancora cominciato a vendere. Ma guai a montarsi la testa, per lui rimane la passione per la manualità e il suo orto.